Un autunno da 20 milioni di contagi, a poche ore dalle dichiarazioni del presidente AIFA Giorgio Palù, che ha annunciato per settembre la valutazione sull'eventuale somministrazione della quarta dose a tutta la popolazione. Il virologo Fabrizio Pregliasco scommette sulla stagionalità del virus, avvertendo del possibile rialzo dei contagi con la fine dell'estate. E se la quarta dose è già sdoganata per fragili e ultra ottantenni, saranno con tutta probabilità medici, infermieri e farmacisti i prossimi a ricevere il vaccino aggiornato con la variante Omicron. Ci sarà una chiamata generale per quel che riguarda il nostro comparto. Probabilmente nell'autunno rivedremo una recrudescenza. Sarà da capire se appunto rimarremo su delle varianti che saranno gestibili a livello domestico, come sta avvenendo adesso per la Omicron, e quindi il sistema sanitario non riceverà un grande impatto. E nel momento in cui decideranno per la quarta dose per tutti, credo che chiederanno una mano alle farmacie e le farmacie risponderanno presente. Una campagna, quella vaccinale, che nelle farmacie del Veneto ha raggiunto numeri da record. 31.000 vaccini, le farmacie che sono state attive da questo punto di vista sono state 284, in parte o in toto. Così come importanti sono i numeri dei tamponi. In Veneto, nel periodo della pandemia, dal 29 di dicembre, quando è stata autorizzata la somministrazione dei test antigenici rapidi in farmacia, fino al 28 di aprile, quindi fino all'altro ieri, sono stati eseguiti 8.435.000 tamponi. ULSS Scaligera al primo posto per tamponi effettuati nelle farmacie, Marca Trevigiana al secondo posto con 1.670.000 tamponi effettuati.